Cari amici, ben ritrovati, siamo a Guia di Valdobbiadene, 25esima edizione del Vincol Fondo Soppressa. Ai nostri microfoni il nostro carissimo amico Andrea Canello, presidente del blog Guia. Ben ritrovato Andrea, si riparte alla grande con questa edizione spumeggiante. Sì, guarda, è la 25esima edizione della mostra del Vincol Fondo. Siamo stati una delle prime, anzi sicuramente la prima mostra dedicata solo al Vincol Fondo. Questa tipologia un po' particolare, no? Molto tradizionale, insomma, ecco. La tipologia della rifermentazione in bottiglia, sai, è stata riscoperta negli ultimi anni e riproposta perché incontra proprio il gusto dei consumatori, degli amanti del vino soprattutto, no? E noi ci teniamo anche a fare questa mostra e ci teniamo soprattutto a fare arrivare qua le persone che possono vedere le nostre colline, vedere dove si produce questo vino così buono, il Valdobbiadene di OCG, anche in questa tipologia così particolare come la rifermentazione in bottiglia. Beh, guarda, sicuramente sì, anche perché oltretutto sono un gruppo di giovani, a parte me appunto l'età è molto bassa e questo è un buon auspicio anche per gli anni futuri, insomma. Ecco. E a proposito di auspicio, hai 2 minuti davanti alle telecamere per invitare tutti gli abitanti, i giovani, ad avvicinarsi al Prologo, perché alla fine il volontariato fa bene e fa crescere. Beh, certo sì, guarda, il volontariato, io nel mio piccolo faccio volontariato da quando ero giovane e mi ha dato tanto sinceramente, mi ha fatto crescere come persona, mi ha fatto star bene, mi ha fatto fare lavorare, però lavorare in maniera positiva, divertendomi e facendo cose a cui ci tengo, insomma, ecco. L'invito è proprio quello, soprattutto magari i giovani, ma anche per tutti naturalmente, di avvicinarsi a questo mondo che dà tante soddisfazioni. E naturalmente l'invito è per tutti i telespettatori a venire qui nel territorio di Valdobbiadene e di Guia per visitarvi. Sì, sicuramente, guarda, abbiamo la fortuna qui a Guia, ma direi tutto il comune di Valdobbiadene, di avere delle colline, dei vigneti esposti nelle zone più impervie, ma belli da vedere, e venendo qua si capisce anche la difficoltà di lavorare queste colline, che però sì, sono difficili da lavorare, ma danno origine a dei vini molto più di qualità rispetto magari a altre zone in cui viene coltivata l'uva glera, ecco. Bene, quindi Andrea, noi intanto ti ringraziamo di questo invito, diamo appuntamento ai telespettatori a una prossima puntata e vi invitiamo qui a venire a bere e a degustare un ottimo calice di Vincol Fondo e un bel panino con la soppressa. Certamente, grazie Luigi per l'opportunità e buonasera a tutti. Grazie.